Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questa nuova puntata di Vernacolando TV, il supplemento video a Vernacolando, la celebre trasmissione di Radio Padova dedicata alla lingua veneta. Ma non perdiamo altro tempo, passiamo subito le parole alla Boscola. Boscola, vai! Prima parola di Ancuo, da dialetto, fine l'Italia. Ziliera, cosa vorrebbe dire? E st'altra parola, è una parola che Ancuo mi rischio grosso perché non mi rompe, mandibola. Allora Donatella, Ciao. Donatella, veniamo alle traduzioni di oggi. Tu immagino non sei a conoscenza della ziliera, vero? Ho un dubbio, mi ricordo di questo termine, ma sono un po' in stato confusionale, diciamo. Anche tu, come il Senti. nostro poeta, sì, certo. Sì. Nel senso, mi sembra magari di ricordare che non sia quella barella, chiamiamola, che si portava alla terra quando si tarassava, Se per così dire. terrazzava, ho capito. Sì, sì. Con la ziliera. Ma sai Donatella che... Ma sai che mi hai fatto venire un déjà vu dicendo questo e traducendo Sì, così? che Perché mi mi dici sa... tu? No, ma mi sa che... Perché io ogni Nino tanto... ha terrazzato un paio Esatto. di E campi poi sentivo il lì nonno nel Vicentino. tira su ausiliera del letto, tira su ausiliera del letto, e quindi ha parlato di letto, non si sa mai, poi scopriremo più tardi, cara Bene. Va Donatella. bene, ora staremo ad aspettare. Invece Arriva un altro apprezzamento per il nostro poeta che dice letteralmente, cioè, il nostro dovere di cronisti, vai in Mona Savarese ti e i cocai. Ecco. Anche questo cioè, è un apprezzamento molto sentito. ma sì, molto veneziano questo sì. Vabbè, allora Donatella, passiamo. Mi state facendo ridere. No. Che mi si rompe le ganasse. Le ganasse, ecco, Le ganasse. No, non a caso ha detto mi state facendo ridere che mi si rompono le ganasse, perché le ganasse Sì. sono Sono Le mascelle. le mandibole e la mandibola, quindi la ganassa, la giusto? ganassa, così ti Va bene, dico. noi abbiamo segnato, ti ringraziamo di tutto questo bel contributo e adesso puoi continuare la tua bella giornata sorridendo e pensando ai cocalla di Enzo Savarese. Siete voi. Va bene. Boscola, vai con le soluzioni. Prima parola, occhio che fa presto che sennò arriva. Ziliera. Eccola. Era praticamente da dialetto fine l'italiano. Sai tu cosa che è una No, ziliera, no. Alvaro? No. Te lo dice la tua bosco, Ah, Alvaro. Carra. La se... Cos'è? Una barella per il trasporto del tame o del fino. Hai visto, pensate. Donatella Ma l'aveva... che poetico, cioè, Molto, Flori. molto. Ecco. Quest'altra parola, mandibola, come se che ti lo dici in dialetto. Ganassa, ti Eccola, dici. Tony Fammi Ganassa. andare via che sono veramente abbandono guai. Anche una delle ultime serie televisive, Lie to Me, ha preso spunto dai proverbi veneti. Non ci credete? Sentite qua. Lo sa anche ai sassi. Vardarsi da chi ride sempre e da chi parla a occhi bassi. Cioè, se a parole è facile mentire, il corpo non mente mai. In particolare, uno che ride sempre è un sintomo di una persona che mostra sempre i denti, segno di aggressività. Al contrario, uno che guarda sempre in giù e che parla a testa bassa è sintomo di qualcosa o di qualcuno che vuole nascondere. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao dal Canaia. Se sarà